L'annata agricola del 2018 quest'anno ha segnato per il primo anno, dopo una decina d'anni, un incremento produttivo abbastanza consistente, parliamo di un più 8%, segnando un valore della produzione di 6,4 miliardi di euro. A trainare l'incremento della produzione sono state soprattutto le frutticole, ma in principal modo la viticoltura, che con l'incremento produttivo del 49% ha aumentato la quota di produzione e anche la quota di valore, perché nonostante un decremento del 21% dei prezzi registrati dall'uva, l'eccesso di produzione ha comunque spinto al rialzo il valore delle produzioni. Abbiamo visto una crescita dei fatturati a livello proprio regionale su tutti i comparti, ma chiaramente la parte del leone la fa il settore vitivinicolo, in quanto è la prima filiera assoluta della nostra regione. Abbiamo quasi 100.000 ettari e quindi con l'export a 2 miliardi e 2 e 30.300 imprese vitivinicole è il settore di punta, però non dobbiamo trascurare che subito dopo viene la filiera ortofrutticola, che anche quest'anno, malgrado ci siano stati dei problemi fitosanitari, la cimice asiatica e altri problemi dovuti naturalmente alla piovosità soprattutto primaverile, ha dato dei segni positivi. Resta magari invece ancora una crisi legata alle estensive, legata naturalmente ai cereali, legata al tabacco, legata alla barbabietola, dove persistono purtroppo crisi internazionali per quanto riguarda soprattutto i prezzi dei prodotti, e quindi qui subiamo delle battute d'arresto. Noi investiremo soprattutto su queste particolari filiere, in quanto sono filiere comunque tradizionalmente importanti per la nostra agricoltura, che è legata anche alle estensioni di pianura, che non dobbiamo dimenticare. Noi infatti faremo un intervento specifico soprattutto sulla barbabietola a breve, e faremo comunque anche un intervento per quanto riguarda la difesa fitosanitaria sulla cimice asiatica per il mondo dell'ortofrutta. Quindi queste saranno le due azioni che accompagneranno quest'anno, sperando che comunque arrivi anche un po' di neve, di pioggia in montagna, perché effettivamente dai dati che abbiamo dai nostri consorzi di bonifica si presenta una stagione difficile come il 2017. Ci sono alcuni settori, sicuramente la pesca per esempio. La pesca è un settore che sta soffrendo da parecchio tempo, anche se le flotte sono stabili in termini di numero, però per quanto riguarda la pesca, a parte i molluschi, lì si sta sicuramente soffrendo. Si sta soffrendo anche in alcuni settori della zootecnia, nel quale settore sarebbe necessario poter intervenire anche lì. Bisogna adesso coordinarci con le azioni politiche che la Regione intende avviare. Alcuni settori dell'ortofrutta, anche questi stanno soffrendo, anche se devo dire che le performance delle mele e del kiwi sono state sicuramente molto positive rispetto a quello che era stato nel 2017. Non siamo ancora ai livelli della massima produzione, però insomma ci sono crescite a due cifre su questi due settori della frutta molto importanti per noi.